Lunedì 24 ottobre, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Focus TG, con l'informazione del Veneto, dal Veneto. Anche oggi tanta cronaca, tante notizie, l'attualità, i nostri collegamenti. Ebbene, è di poco fa una drammatica notizia, un omicidio a Parè di Conegliano. La vittima è una pensionata 87enne che sarebbe stata ferita a morte dal figlio 57enne, poi trasportato in ospedale in stato confusionale. Sulla vicenda, sulla tragedia, stanno indagando i carabinieri. Noi tra poco saremo in diretta lì sul posto con il nostro collega Fabio Mason per tutti i dettagli e tutti gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica notizia. Notizie di cronaca nera, ma noi come sempre nella prima parte del nostro Focus TG diamo spazio a tutte le notizie, le principali notizie di cronaca del territorio. E allora, in attesa di collegarci con Conegliano, noi adesso diamo conto di un incidente domenica mattina sulle strade. Un ciclista di 71 anni è rimasto gravemente ferito a Montegrotto Terme. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova il ciclista di 71 anni di Casale di Scodosia, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Montegrotto Terme. L'uomo viaggiava con un gruppo amatoriale di appassionati di bici lungo via Caposseda quando ha tamponato un'auto che aveva frenato bruscamente, finendo nella corsia opposta, dove è stato centrato da un veicolo che stava sopraggiungendo. Un impatto terribile. Immediati soccorsi al ciclista, apparso da subito in gravi condizioni, presenti sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Padova una ragazza di 11 anni investita ad Agna mentre era in sella alla sua bicicletta. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova la ragazza di appena 11 anni investita intorno alle 17 del pomeriggio di domenica ad Agna, all'incrocio tra via Reniere e via Carrare. La ragazza stava facendo un giro in bici poco lontano da casa quando, per cause da accertare da parte della polizia stradale di Padova, è stata investita da un'auto, una Seat Altea condotta da un uomo di 42 anni. È stato il conducente a prestare i primi soccorsi all'undicenne, sbalzata sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 che hanno chiesto l'intervento dell'elicottero. La ragazza adesso è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova. E in attesa di collegarci con la notizia di apertura che andiamo a ripetere, di collegarci con Fabio Mason da Conegliano per una drammatica notizia di un omicidio a Parè di Conegliano, vittima, lo ricordiamo ancora una volta, una pensionata 87enne che sarebbe stata ferita a morte, sgozzata dal figlio di 57 anni e poi trasportato in ospedale in stato confusionale. Stiamo per collegarci proprio sul posto insieme alla nostra troupe per tutti gli ultimi aggiornamenti, per tutti gli sviluppi. Quindi intanto teniamo aperta una finestra su Conegliano in attesa di perfezionare il collegamento. Noi andiamo avanti con la cronaca. Rimaniamo in provincia di Padova, precisamente a Cittadella, perché c'è stata una disavventura, fortunatamente a lieto fine, per un escursionista di Cittadella che aveva smarrito il sentiero, insomma è stato soccorso e prontamente salvato. L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica quando alla centrale del SUEM si sono rivolti i parenti di un escursionista di 33 anni di Cittadella che non aveva fatto ritorno dopo essere partito per completare l'anello del Pizzocco, un cammino di 7 ore piuttosto impegnativo. Proprio l'escursionista poco dopo riusciva, con la poca batteria del cellulare rimastagli, a comporre il 118. Una volta localizzato, una squadra veloce è partita subito con una previsione di 3 ore di cammino, seguita da presso da un secondo gruppo. Il 33enne è stato rintracciato verso le 22 in buone condizioni e riportato verso l'abitato di San Gregorio, dove il gruppo è giunto poco dopo la mezzanotte.
Muore dopo 3 anni dal grave incidente stradale di cui era stato vittima, era in coma dal 2019, ora il magistrato ha chiesto l'esame autoptico. Nel 2019 era stata travolta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da un automobilista sessantenne del posto che non si era accorta del sopraggiungere dell'anziana. Il grave incidente è avvenuto sulla Feltrina, in centro a Biadene. La donna, 80 anni, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso, è rimasta in coma per oltre 3 anni. Nell'impatto violento aveva riportato numerosi traumi e fratture. Qualche giorno fa il suo cuore ha cessato di battere. Ora il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia per accertare l'eventuale legame tra l'incidente occorso il 28 febbraio del 2019 e la morte, se insomma sia possibile che il decesso sia riferibile alle lesioni riportate. Nell'ultimo periodo l'anziana, che non ha mai ripreso conoscenza, era stata ricoverata presso la casa di riposo per anziani Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Sconcerto e dolore a Valdagno, dove una donna di 49 anni di origine moldava ha tragicamente perso la vita. Si è sporta sulla balaustra del ponte di via Vittorio Emanuele Marzotto, è caduta e la sua vita è tragicamente finita così. Vediamo. Valdagno, sconcerto e dolore anche stamane per la morte di una cittadina di origine moldava di 49 anni domiciliata in città. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando sulla ricostruzione della dinamica della tragedia che ha portato la donna a salire sulla balaustra del ponte di via Vittorio Emanuele Marzotto sul fiume Gua e a precipitare sul greto del corso d'acqua, perdendo la vita all'istante. Nulla è stato ancora ufficialmente escluso, ma potrebbe essere stato molto probabilmente solo di una tragica fatalità. La donna, di professione badante, era in compagnia di un'amica durante un momento di riposo dal lavoro e sarebbe stata durante la passeggiata insieme ad avere l'idea di farsi ritrarre in una foto sul ponte da mandare ai propri familiari. Per farsi una foto in una inquadratura originale, la donna sarebbe balenata l'intenzione di salire sulla balaustra del ponte che attraversa la zona Rivoli di Oltreagno. Nello sporgersi, oltre la zona di sicurezza, la donna avrebbe perso l'equilibrio proprio di fronte all'amica, che non ha potuto far altro che assistere inorridita alla caduta che è costata la vita alla 49enne. Subito sono intervenuti i soccorsi, il SUEM, i vigili del fuoco, la polizia locale, ma non è stato proprio possibile salvare la donna, il cui corpo è stato recuperato solo in tarda serata. Prima di mettere la salma a disposizione dei familiari potrebbero essere disposti ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno visionando anche le immagini di numerose telecamere in zona per verificare la corrispondenza delle dinamiche di ricostruzione della tragedia. E come detto, adesso ci colleghiamo con Fabio Mason che da Conegliano ci dà tutti gli ultimi aggiornamenti su questa drammatica notizia con cui abbiamo aperto la nostra edizione di Focus TG, un omicidio di una pensionata 87enne. Fabio, a te la linea. Grazie, prendo la linea qui dal confine tra Susegana e Conegliano proprio per parlare di questo omicidio che già dalle 8 di stamattina era annunciato. Infatti i vicini dicevano che Maria Luisa Bazzo si sentiva che c'erano delle situazioni un po' strane in quell'appartamento e infatti l'hanno trovata cadavere dopo che è stato il figlio a ucciderla, Ippolito Zandegiacomo, che lui stesso ha ammesso di aver compiuto questo omicidio perché ha chiamato lui stesso i carabinieri sono arrivati, poi non riuscivano a entrare, sono riusciti dopo un po' a entrare nell'appartamento, c'è stata una colluttazione ed è stato portato via. Da quello che dicono i vicini era una tragedia annunciata, una persona particolarmente problematica che era in cura ai servizi sociali, una persona che tendeva a bere, ma se prendeva i suoi farmaci regolarmente e si curava non aveva nessun problema, diventava una persona normale che discuteva, chiacchierava, parlava con tutti, ma era comunque, quando non aveva queste non riusciva a prendere i farmaci, spaventava un po' il vicinato, erano tutti preoccupati. In ogni caso hanno insistito sul fatto che se si fosse intervenuti prima questa mattina, già dalle prime ore della mattinata, intorno alle 8, quando si sentivano già le prime urla, probabilmente si sarebbe potuta salvare la donna 87enne. Aveva perso il marito da pochi mesi, la signora, quindi di conseguenza Zandegiacomo Ippolito aveva perso anche il padre sempre da pochi mesi, ma questa cosa
cosa non lo aveva particolarmente turbato, le sue condizioni psicofisiche erano comunque dubbie, conclamate per alcuni, ma i vicini ancora non avevano capito come fosse la situazione. Poi altri dicevano che lui aveva delle particolari turbe psicologiche, ma non sembrava nulla di grave, nulla di incurabile, finché questa mattina purtroppo quello che è successo è molto chiaro. Insomma, non sarà molto difficile per gli inquirenti capire come sono andate le cose da quello che si è trovato nell'appartamento. Abbiamo terminato, a voi la linea. Grazie a Fabio Mason da Conegliano per gli aggiornamenti e i dettagli di questa terribile notizia di cronaca. Chiaramente ulteriori sviluppi e approfondimenti nel corso sia di questa edizione di Focus TG, teniamo aperta una finestra su Conegliano, sia chiaramente durante i nostri telegiornali della sera. Adesso ci fermiamo per il nostro primo break pubblicitario, rientriamo tra poco con tante altre notizie di cronaca e con i nostri collegamenti. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora lasciamo adesso per un attimo da parte la cronaca per andare a Cittadella, perché in questi giorni è in corso la Fiera Franca, un'importante manifestazione che unisce tradizione, sicurezza, ha chiaramente folklore e colore. Bene, una edizione, quella della Fiera Franca, che si concluderà stasera. Il lunedì, come d'abitudine, è dedicato nella mattinata al mercato del bestiame. Noi siamo proprio a Cittadella con il nostro Francesco Ratai insieme a Cristian Roque Allende. Vediamo, allora la linea. Sì, grazie per la linea. Siamo a Cittadella dove è in corso la Fiera Franca, una fiera tipica. Siamo nel punto in cui c'è il mercato delle bestie. Con me c'è il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Siamo tornati alla normalità? Finalmente, 428esima edizione, quindi si parla di una delle fiere più antiche del Veneto e d'Italia. Siamo dopo il 2019, quindi dopo il Covid, siamo finalmente ritornati alla normalità, quindi una fiera come i cittadellesi e la gente che abita nell'Alta Padovana è abituata a vedere. Oggi mercato del bestiame, tantissimi allevatori, anche da lontano. E questo è il nostro punto di partenza. La fiera nasce nel Medioevo come fiera appunto agricola, la fiera riparte dall'agricoltura per continuare con l'agricoltura. Dietro di noi ci sono degli asinelli che ci diceva vengono addirittura dalla Lombardia. Sì, vengono da Cremona, sono degli affezionati, ogni anno vengono al nostro mercato del bestiame, a noi fa molto piacere. Questo fa capire però la difficoltà che hanno questi allevatori, questi agricoltori che fanno tanta strada per guadagnare, per far sì che per mantenere la propria famiglia. Quindi bisogna stare vicini all'agricoltura, bisogna stare vicini a tutto il mondo agricolo e dell'allevamento, comprando italiano, comprando veneto, comprando padovano, comprando cittadellese. Quando si va al supermercato, quando si va a comprare qualcosa da mangiare, bisogna leggere bene le etichette, perché i nostri agricoltori hanno bisogno di noi. Noi possiamo fare tanto per loro, comprando i loro prodotti, che sono certificati, di qualità e non hanno nulla a che vedere con altri prodotti magari di origine sintetica o quant'altro. Ecco, il tema della tracciabilità, il tema del chilometro zero, sono tutte tematiche che attraverso una fiera, un momento di aggregazione, vengono sviluppate e vengono condivise con la cittadinanza. Sì, è un modo per far conoscere quella che è la filiera corta. Poi durante tutto l'anno non è che terminata la fiera poi il prodotto non si trova. Ci sono agricoltori, allevatori che vendono il proprio prodotto nei vari mercati settimanali in giro per la provincia, i classici mercati a chilometro zero, agricoltori e allevatori che vendono il proprio prodotto in azienda. Compriamo da loro, è sicuramente un prodotto di qualità, sicuramente un prodotto tracciato, sicuramente un prodotto che non ha nulla a che vedere con altri prodotti che magari troviamo nei banconi dei supermercati, magari di origine un po' particolare. I nostri agricoltori, soprattutto in questo momento dove la crisi economica si fa sentire in maniera pesante anche per loro, hanno bisogno di noi e noi veramente possiamo fare tanto.
Tornando alla fiera, nella fattualità, come è andata? Dicevamo un ritorno alla normalità, non ci sono stati grossi problemi, anche arrivando qua il traffico è gestito, mi sembra, in maniera egregia. Sì, una fiera collaudata naturalmente, quindi a parte la questione parcheggi che sono molti e gestiti dalle varie associazioni del territorio e quindi permettono a chiunque di parcheggiare vicini, ma poi una fiera all'ordine della sicurezza, tante forze dell'ordine, quindi carabinieri, guardia di finanza, polizia locale che girano per il territorio con gli steward, quindi una fiera che è stata controllata, è stata gestita affinché possa essere vissuta nella maniera più tranquilla possibile. Quindi niente di particolare, qualche sanzione sicuramente a chi ha sporcato in giro magari facendo i propri bisogni in centro storico, però ci stanno perché è il compito della polizia locale. Noi siamo stati da subito chiari, la fiera è un momento di divertimento ma ci si deve comportare in maniera corretta. Stasera si termina alle 21:30 con lo spettacolo pirotecnico che sarà in musica, che sarà la conclusione della nostra fiera. Uno spettacolo pirotecnico che sancisce oltre 100.000 presenze, possiamo tranquillamente dirlo. Siamo ritornati prima del 2020. Sicuramente, pensate che solo lo spettacolo pirotecnico del lunedì sera vede 8-9 mila persone, quindi abbiamo superato abbondantemente le 100.000 presenze, ma tutto in maniera molto ordinata e controllata, quindi insomma una fiera che è ritornata a prima del Covid e concludiamo dicendo che ci voleva. Una domanda: cosa le lascia quest'anno la Fiera Franca? Una particolarità, un prodotto che l'ha colpita? Ma la fiera lascia sempre tanto, nel senso che la fiera, chi l'ha vissuta, chi è cittadellese da sempre, parte e rinnova i ricordi e poi i prodotti, insomma, basta girare per le bancarelle, ma girare anche nel mercato agricolo per poter mangiare magari una buona soppressa, un buon bicchiere di vino, insomma penso che questo appaghi tutta la giornata. Bene, noi ringraziamo il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, che ci ha raccontato la Fiera Franca 2022 che, lo ripetiamo, è tornata all'epoca pre-Covid. Un bel segnale, un segnale di ripartenza e speriamo di poter andare avanti così. Grazie sindaco, se non ci sono altre domande io vi restituirei la linea. Francesco, grazie per averci restituito la linea, ma ti teniamo in caldo, come si suol dire, perché insomma fra poco vogliamo anche un altro collegamento per andare a vedere tutta la parte dedicata al folklore, ai banchetti e diciamo alla gente che sta riempendo Cittadella con la loro presenza, insomma in questo evento importante, in questa giornata importante. Noi adesso però torniamo a dedicarci alla cronaca dopo questa piccola parentesi di colore. Esplosione in un appartamento per una fuga di gas a Treviso, nel Trevigiano, precisamente a Falzè di Trevignano, trasportata in ospedale una donna gravemente ustionata, una badante moldava di 52 anni. Cosa ha sentito? Ho sentito come una bomba, tipo. È arrivato anche vicino a questa macchina qua, tutti il vetro e tutti fino al fondo là. L'esplosione è avvenuta in un appartamento al primo piano di una palazzina a Falzè di Trevignano quando l'inquilina, senza accorgersi che l'ambiente era saturo di gas, ha acceso la luce. Sopravvissuta per miracolo una badante moldava di 52 anni, ustionata al volto e al torace, ora ricoverata all'ospedale di Padova, ferita ma non in pericolo di vita. È scoppiato tutto, sembrava una bomba, diciamo. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono venuti i vigili, l'ambulanza che ha portato via la signora. E la signora era sotto shock, in che condizioni era? L'avete vista? L'abbiamo visto poco, diciamo, però è arrivata l'ambulanza. Comunque era cosciente? Sì, era cosciente. La deflagrazione ha divelto tutte le finestre e la porta d'ingresso. Sono esplosi persino i vetri di un'auto parcheggiata di fronte all'appartamento. L'esplosione, dalle prime indagini di vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Montebelluna, è stata causata da una bombola. Controlli a tappeto da parte dei carabinieri a bar e ristoranti del Veneziano. Sono arrivate anche delle sospensioni all'attività commerciale. Vediamo.
I controlli eseguiti nelle scorse settimane dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nel Veneziano hanno portato ad una sanzione di 20.000 euro e alla sospensione dell'attività d'impresa per un ristorante del centro di Chioggia dove è stato trovato un cameriere in nero intento a servire ai tavoli. L'ispezione ha anche riscontrato violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sempre a Chioggia, multa di 8.000 euro con sospensione dell'attività a un bar che aveva omesso di effettuare la valutazione dei rischi aziendali e la formazione sulla sicurezza del personale. A Milano, sanzioni per 10.000 euro con sospensione dell'attività per un bar gestito da cittadini stranieri dove un banconiere in nero italiano somministrava bevande ed alimenti ai clienti. Altra notizia di cronaca, certificati di residenza falsi per convertire la patente. 2 nigeriani sono stati smascherati dalla polizia locale di Treviso. Certificati anagrafici contraffatti, patenti false, carte e certificati di circolazione falsificati, sequestrati dal laboratorio analisi documentale della Polizia Locale di Treviso, in collaborazione con la motorizzazione, 10 documenti falsi in soli 15 giorni. Ad incappare nei controlli anche 2 nigeriani, uno residente a Paese ed uno a Pisa, che avevano presentato patenti polacche per ottenere una patente valida in Italia. Si tratta di carte di circolazione, di patenti, di certificati di circolazione e siamo arrivati anche a vedere contraffatti certificati di residenza. È il caso di 2 albanesi residenti nell'Interland trevigiano che hanno esibito certificati anagrafici falsi. Si tratta di un lavoro molto importante tra il laboratorio analisi documentale del Comando di Treviso e la motorizzazione che già da 3 anni hanno instaurato una sorta di convenzione e collaborazione per analizzare con le strumentazioni che sono in dotazione dell'AD tutti i documenti che passano e transitano attraverso la motorizzazione. Parlare di sicurezza stradale significa anche intercettare chi con manovre truffaldine cerca di guidare veicoli di cui non ha né titolo né la capacità. Proviamo solo a immaginare di una persona che si presenta presso un'agenzia automobilistica esibendo una patente contraffatta per il quale viene chiesto appunto il rilascio di un documento vero e che poi si mette alla guida di un veicolo per il quale non ha le caratteristiche e i requisiti psicofisici per guidarlo. Tra poco ci collegheremo ancora con la Fiera Franca di Cittadella, poi tante altre notizie di cronaca e l'attualità con la crisi per i rincari dei costi di bollette, energia elettrica, gas, materie prime. Insomma, ascolteremo la voce degli imprenditori e dei cittadini, tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, sono quasi le 12:30, noi adesso apriamo la pagina dedicata all'economia che è strettamente legata a sua volta all'attualità e alla crisi economica che sta caratterizzando questi mesi. Veneto a crescita zero nell'inverno del 2023, secondo l'ufficio degli studi della CGIA di Mestre, la regione si avvia verso la recessione economica. Nel 2023 il tasso di crescita economica del Veneto sarà dello 0% e la regione scivolerà in recessione assieme al resto del paese. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, le situazioni peggiori sono a Vicenza, Treviso e Rovigo, dove per qualche decimale si scende al -0. Qualche decimale in più invece per Verona, Venezia e Belluno, mentre Padova è esattamente allo 0% di crescita. Per salvare i bilanci delle famiglie e delle imprese sarà necessario impiegare entro la fine dell'anno almeno 70 miliardi di euro. Se vogliamo salvare famiglie e imprese dobbiamo ricorrere a nuovi aiuti pubblici recuperandoli attraverso uno scostamento di bilancio. Le misure previste dall'Unione Europea sono importanti, ma rischiano di arrivare in ritardo. Per questo dobbiamo intervenire subito con ristori, contributi a fondi perduto e crediti d'imposta. Il nuovo governo dovrà varare una legge di bilancio 2023 da almeno 35 miliardi, di cui quasi 15 per rinnovare le misure contro il caro energia, 8,5 per indicizzare le pensioni, 5 per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, 2 miliardi per le spese indifferibili e altri 4 miliardi e mezzo per lo sconto contributivo del 2% a carico dei lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro. Risorse, secondo la CGIA di Mestre, che non includono altre misure, tantomeno quelle che sono state al centro della recentissima campagna elettorale, come l'estensione della flat tax, le pensioni minime a 1.000 euro, il taglio del cuneo fiscale.
Rieccoci in studio, ma solo per pochi secondi, per tornare a cedere la linea al nostro Francesco Ratai e a Cristian Roque Allende, che si trovano, come abbiamo visto, alla Fiera Franca di Cittadella. Francesco, ben ritrovato. Allora, raccontaci un pochino anche tutto quello che è il contorno della fiera, quindi dopo la parte istituzionale con il sindaco di Cittadella, vediamo che comunque c'è tanta gente alle tue spalle. Esattamente Alex, grazie per la linea, buongiorno a te e buongiorno ai nostri telespettatori. Ci siamo spostati dalla zona dove eravamo prima, vicino al cimitero, dove si è tenuta la storica fiera degli animali, per spostarci dove c'è la fiera il mercato agricolo e il mercato commerciale. Siamo qua, vedete, c'è molta gente, lo dicevamo anche prima, sono molte le persone che hanno partecipato in questo lungo fine settimana e ci siamo chiesti quanto costano le frittelle. Il motivo è che, lo sapete tutti, i rincari ci sono stati per i ristoratori, ma anche per gli ambulanti. Siamo venuti qua da Mister Frittella, buongiorno. Siamo appunto con uno degli esercenti che ha il suo food truck nella fiera di Cittadella, e appunto per parlare di un tema che può sembrare scherzoso: quanto costa la frittella. La frittella però ha subito un aumento, ce lo diceva anche l'altro giorno. Quanto costa ora una frittella? Beh, attualmente oggi siamo costretti a venderla a 3,50 € la classica. Rispetto a quanto veniva venduta prima? Rispetto ai 2,50 € dell'anno scorso, giusto in questo periodo qui, ecco. Quindi un decisivo 50% di aumento alla fine per il dolce tipico delle fiere delle nostre città. Ma dove va ad aumentare? Cos'è aumentato per voi che la producete e la vendete? Beh, come ormai si dice da tempo, tutta la materia prima, nel nostro caso il gas, la benzina per il trasporto e per anche, diciamo, l'energia elettrica, poi la farina, l'olio, lo zucchero del triplo ormai, per cui tutta la materia prima va a influire naturalmente sul prezzo finale per il cliente. Ci sono stati problemi nell'approvvigionamento, per esempio, dell'olio? Sì, in particolare con la pandemia abbiamo dovuto cercare un attimo di crearci un canale diverso rispetto ai grossisti, perché c'era appunto la difficoltà ad approvvigionarsi con l'olio. Non solo il prezzo era aumentato, ma c'era il vincolo dei 10 litri massimi per quanto riguarda l'acquisto. E una sua friggitrice quanto olio ottiene? Beh, la media delle friggitrici comunque è di 15-20 litri come minimo, per cui era veramente un grosso problema per noi. E il costo quanto era aumentato? Allora, all'incirca un paio d'anni fa l'olio era 1,10 €, 1,30 € e l'anno scorso era salito a 3,90 €. Quindi un incremento notevole che purtroppo finisce anche per controvoglia di chi vende, finisce sulla frittella che i cittadellesi, i padovani, i veneti mangiano nelle loro fiere. Io ringrazio Mister Frittella per averci... Grazie a voi. Non so Alex se hai delle domande. Francesco, grazie mille per i tuoi contributi, grazie per averci raccontato anche, come dicevi tu giustamente, poteva sembrare un argomento scherzoso, frivolo, ma in realtà anche questo tipo di aumento racconta che alle spalle c'è una storia di difficoltà, di crisi e di costi che aumentano. Grazie al tuo ospite, grazie a Francesco Ratai e Cristian Roque Allende dalla Fiera Franca di Cittadella. Noi rientriamo in studio e andiamo avanti perché abbiamo appunto aperto adesso questa discussione e continuiamo a dar voce a chi lavora, a chi è nel commercio, a chi deve far fronte a tutte queste difficoltà legate al caro bollette. Ogni serranda che chiude è
un'anima del commercio che si perde. Questa insomma è una delle frasi più forti che ci ha detto ai nostri microfoni una barista. Forte la preoccupazione di tutti i gestori dei locali. Vediamo. Caro bollette, luce e gas alle stelle, si preannuncia un inverno pesantissimo, soprattutto per chi gestisce bar, ristoranti, strutture di accoglienza. Da un canto i salassi da pagare, dall'altro il venire incontro ai clienti, mantenendo sempre gli standard qualitativi, senza trovarsi costretti ad aumentare in maniera spropositata i prezzi. E sono proprio i diretti interessati che non ci stanno, come ci dichiara Carla Bordignon, referente di Confcommercio di Romano Dezzelino, che tra l'altro è pure titolare di un locale. Per noi è una grandissima preoccupazione. Da parte nostra ci stiamo tentando in tutti i modi poter tutelare, perché sappiamo che il risparmio è il primo guadagno. Però naturalmente non spetta a noi il compito di poter risolvere questo problema. È dovuto a una politica che non ha tenuto conto per niente di quello che si poteva fare negli anni passati e adesso stiamo pagando quello che saranno i risultati futuri. Speriamo che si risolva e che nel futuro ci sia una soluzione. Certo, dobbiamo essere aiutati e sostenuti, perché ogni serranda che chiude si perde un'anima nel commercio e un'anima soprattutto in un'attività come un bar vuol dire lasciare i clienti da soli. E si allunga la lista di imprenditori costretti a chiudere causa rincari, sono sempre più insostenibili le spese e lo sappiamo perché ce lo raccontano loro stessi, ma ce lo raccontano i cittadini, le famiglie, ce lo raccontano le associazioni, le amministrazioni comunali, insomma quello che sentiamo ora fa veramente preoccupare non solo chi lavora ma anche appunto chi deve affrontare le spese quotidiane. Vediamo. Gli imprenditori sono stremati. Il rincaro dell'energia, l'aumento delle bollette, il costo del lavoro che di conseguenza si impenna e molti partecipano alle proteste di piazza e contemporaneamente pensano di chiudere. Questo imprenditore si è già trovato ad affrontare un aumento del 660%. Spegnere tutto è già realtà. Noi abbiamo un'azienda che fa recycling e raffinazione di metalli. Noi siamo passati da bollette da 25.000 euro l'anno scorso a bollette che arriveranno a 150.000 euro quest'anno. Io ho fermato tutto perché purtroppo se lavoro oggi rischio di fallire, per cui per non fallire mi devo fermare. Con i dipendenti è stato trasparente, ha spiegato le ragioni di questa scelta. Ho detto la verità, ho detto ragazzi, io purtroppo da qui a febbraio non posso garantirvi lavoro, per cui vi sosterrò finché posso per farvi lavorare comunque sia qualche ora durante la settimana. E le richieste sono chiare e dirette. Noi chiediamo immediatamente che riducano drasticamente il costo dell'energia perché possano farlo, come hanno fatto altri provvedimenti urgenti negli anni scorsi. Il timore è ritrovarsi a ottobre con famiglie senza lavoro e aziende piccole, medie e grandi chiuse. Il governo di Giorgia Meloni si è insediato e allora auguri ma anche e soprattutto appelli si rincorrono dopo appunto l'investitura ufficiale di questo nuovo governo. Nel bellunese arrivano questi appelli dalla Camera di Commercio, Confindustria e Confartigianato. Immediati i richiami dalle terre alte nei confronti del neo insediato governo a guida Giorgia Meloni. Sgravi sull'energia, immediata approvazione della legge quadro sulla montagna, accelerazione delle opere in vista delle Olimpiadi 2026, misure straordinarie per i giovani. Questi 4 punti che attraverso la propria presidente Lorraine Berton, Confindustria Belluno Dolomiti, pone immediatamente all'attenzione del nuovo esecutivo. La rapidità con cui è stato formato lo stesso fa ben sperare anche Confartigianato Belluno, nelle parole della sua presidente Claudia Scarzanella. Ora, viene detto, servono stabilità e concretezza per dare respiro al mondo delle imprese e intervenire sui problemi più impellenti come il caro bollette, senza dimenticare le questioni della montagna bellunese. E se un giornalista Rai come Gennaro San Giuliano diventa ministro, ecco che un altro ex giornalista Rai, oggi sindaco, spiega la situazione nelle terre alte. Ci sono tutti i presupposti perché
i prossimi mesi siano veramente drammatici, di preoccupazione. L'aumento del prezzo dell'energia andrà a condizionare moltissimo la stagione invernale in montagna, moltissimo, a partire dall'impiantistica sportiva, quella diciamo più comoda, palaghiaccio, piscine, e questo vale anche per la pianura. Ma poi noi abbiamo la realtà vera, è che in montagna la vita d'inverno si chiama sci. Se le bollette che sono cominciate ad arrivare saranno consone per quanto riguarda gli impianti di sci, gli impianti di risalita, sarà veramente drammatica. Insomma, questi gli appelli del mondo delle varie categorie economiche, ma ascoltiamo nel prossimo servizio la voce dei commercianti, soprattutto degli ambulanti. Siamo andati al mercato di Bassano del Grappa proprio per chiedere a chi lavora lì cosa si aspetta e cosa chiede al nuovo governo. Nuovo governo, nuove speranze. Ed è proprio alla speranza che commercianti e ambulanti si aggrappano in questo periodo difficile tra caro bollette, prezzi alle stelle delle materie prime e non solo. Il problema per chi vende è doppio. Ci sono da una parte i rincari cui far fronte, ma c'è anche da tenere in considerazione che proprio in virtù della crisi i clienti spendono meno o addirittura non spendono affatto. Credete che possa cambiare qualcosa? Più che crediamo, speriamo. Speriamo perché la situazione non è delle migliori. Bollette allucinanti, il lavoro è quello che è sempre più dura, abbiamo prezzi ribassati di un 20-30% pur di fare qualcosa, ma se giustamente la gente non ha soldi o non vuole spenderli perché c'è la paura anche di questi rincarichi, cioè è una situazione un po' impegnativa. Non ce la facciamo più col caro bollette, con tutti gli aumenti, è diventata una guerra contro il tempo, speriamo che intervengano subito. Vedo sempre più persone che si lamentano, soprattutto al mercato, che non ce la fanno, bollette astronomiche, gas, luce, vengono qui per chiedere di un pantalone che costa 10 euro, se puoi fargli uno sconto, e siamo messi male ragazzi. Speriamo che questo governo ci aiuti. Insomma, non c'è tempo da perdere, il fattore tempestività è decisivo. Al nuovo governo viene chiesta velocità d'azione. E soprattutto anche per i clienti che vengono, che non spendono i soldi perché le bollette, hanno paura delle bollette, e si spera che con questo nuovo governo sistemi un pochino qualcosa, se no vanno male tutti. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimo con ancora tante notizie, i nostri approfondimenti, le inchieste e ancora la voce dei cittadini. A fra poco. (12:45), siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 con tante altre notizie, tanti altri approfondimenti e poi l'attualità, lo sport, il turismo. Dobbiamo anche riepilogare un pochino le emozioni di questo weekend per quello che riguarda gli eventi che si sono svolti in Veneto, ma continuiamo a parlare del caro energia, un caro energia che colpisce anche Etra. Risparmio energetico, corretta gestione dei contratti di acquisto e la produzione di energia elettrica per autoconsumo. Questa la ricetta che propone Etra, la multi-utility pubblica specializzata nel servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti. Sul fronte della riduzione dei consumi, Etra è sempre orientata verso tecnologie che permettono di ottenere significativi risparmi energetici, tecnologia pensata appunto per ridurre gli sprechi. Sono state inoltre sostituite le lampade tradizionali nelle sedi e negli impianti con sistemi a LED e viene utilizzato il telecontrollo per gestire al meglio i processi aziendali. Il contenimento dell'impatto degli aumenti deriva anche da un oculato sistema di acquisto dell'energia. Altro fattore fondamentale per il contenimento dei costi, però, è l'autoproduzione di energia elettrica per autoconsumo.
grazie al nostro core business, vale a dire i rifiuti e l'acqua, che rappresentano per noi una risorsa secondo il principio dell'economia circolare, spiega Flavio Frasson, presidente di ETRA, produciamo biogas ed energia elettrica dai rifiuti, gestiamo piccole centrali idroelettriche sui canali irrigui e ricaviamo energia dai diversi impianti fotovoltaici. In questi mesi si sta valutando la possibilità di realizzare pannelli fotovoltaici anche negli impianti. Infine, l'impianto di produzione di biometano dal digestore di Bassano permetterà in futuro di alimentare, partendo con rifiuto umido, parte della flotta aziendale con notevole risparmio di gasolio da autotrazione. Niente luminarie, niente luci di Natale quest'anno a Cimadolmo, siamo nel Trevigiano, però nel prossimo servizio c'è anche un risvolto molto particolare che tanti hanno deciso di seguire nel segno della solidarietà. Niente luci di Natale quest'anno a Cimadolmo, a deciderlo Comune e Proloco. Abbiamo deciso, come si dice, è brutto, ma di non mettere a dimora le luminarie del Natale, anche perché chiaro sono di proprietà del Proloco, ma andremo a usare l'energia elettrica del comune. Ma nelle luci spente c'è in realtà il vero messaggio di Natale di questa comunità. Infatti tutto il denaro risparmiato finirà in solidarietà. Tutti questi soldi che vengono risparmiati sia dal consumo dell'energia elettrica sia della messa in posa e poi smontare il tutto, sicuramente saranno devoluti in beneficenza a delle persone che sono meno fortunate di noi. Si calcolano diverse decine di migliaia di euro risparmiate per una decisione condivisa e gestita in collaborazione con il Comune, che ha ben chiaro chi aiutare. Da poter dare alle persone che sono in difficoltà, agli anziani, ai bambini, alle scuole, alle persone che possono almeno, col bando che abbiamo fatto, che possono almeno comprarsi la legna per riscaldarsi o il pellet per riscaldarsi, aiutarla a pagare magari la bolletta del metano, che è importantissimo. Non voglio che le categorie più deboli ne soffrono di questa situazione. Luci natalizie spente dunque lungo il Piave, ma non dappertutto, perché è un segno della festa più attesa dell'anno e magari anche qualcuno che copre l'iniziativa ci deve pur essere. Il Natale sarà tempo, permettendo come di consuetudine, in piazza, alla messa di mezzanotte, quel bruè, la cioccolata, il panettone per i bambini, appunto sotto l'albero e sotto il presepio, e direi anche con la speranza che tante associazioni fossero sensibili come noi a portare avanti questa iniziativa. E il caro bollette si fa sentire tanto anche per chi abita in condominio e deve far fronte appunto alla gestione del riscaldamento. La preoccupazione di chi abita in condominio è focalizzata ora sulla voce riscaldamento, specialmente dove la caldaia è condominiale ed è impossibile agire sul comportamento dei singoli inquilini. Già negli anni scorsi avevamo avuto e sollevato problematiche molto delicate che hanno portato allo scoperto economico molte famiglie, perché gli amministratori non avevano fatto, diciamo, il loro mestiere come dovrebbero, e quindi siamo molto preoccupati ancora di più ora, in cui ovviamente ci saranno delle ripercussioni economiche molto importanti che già vediamo. I cittadini sono confusi, preoccupati e si rivolgono alle associazioni dei consumatori, che a loro volta si rivolgono a chi dovrà prendere in mano la situazione. Già adesso, come diceva giustamente lei, siamo presi abbastanza di mira con richieste di lucidazione, di informazioni da parte dei cittadini. Ci aspettiamo uno tsunami di chiamate quando arriveranno le prime fatture del gas che verranno emesse per il riscaldamento qui nei mesi di novembre e di dicembre. Autonomia energetica, continuiamo a parlare dunque di questo filone. Il Comune di Padova punta al fotovoltaico per risparmiare. Basta sprechi di energia per contenere le spese, ma per fronteggiare il caro bollette il Comune di Padova ha deciso di andare oltre il risparmio energetico e approntare anche un piano per diventare più indipendenti sul fronte dell'energia, puntando sulle rinnovabili. Entro 2 anni Palazzo Moroni vuole riuscire ad installare almeno 100.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici. Bisogna puntare sul fotovoltaico, dobbiamo recuperare almeno 20-21 milioni. Non è facile, però dobbiamo impegnarci a fare un progetto, avere la soluzione entro un paio d'anni, o ovviamente graduale, non dico tra 2 anni, entro 2 anni,
Dobbiamo fare un grosso mutuo perché ovviamente il comune non ha certamente risorse, però sono convinto che sia l'unica soluzione per non avere l'ossessione dei prezzi dell'energia. Secondo le previsioni di bilancio, il prossimo anno le bollette dell'energia incideranno sulle casse del comune per 20 milioni di euro. Per non toccare le tasche dei cittadini, anch'essi provati dai rincari, il sindaco Giordani chiede un intervento del nuovo governo e dell'Europa, ma tenta anche la strada dell'autonomia energetica. Stiamo iniziando a individuare grosse superfici di tetti, ad esempio, o di parcheggi suolo comunque già consumato, dove poter installare grossi impianti fotovoltaici per produrre dell'energia che sicuramente avrà un beneficio economico per il comune che così potrà comunque, nonostante l'aumento dei prezzi, garantire i servizi, e quindi non andando col bilancio in rosso riuscirà a mantenere una qualità dei servizi offerti, ma dall'altra parte contribuirà alla diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, per cui la città si è impegnata ad azzerare entro il 2030. Ottobrata, temperature sopra la media, anche in questo caso si guarda al risparmio e così a Cadoneghe slitta l'accensione del riscaldamento nelle scuole. Le temperature insolitamente alte di questo ottobre, la necessità di molti sindaci di mettere in campo azioni per risparmiare energia e gas per contenere le bollette ha portato alla decisione di far slittare l'accensione dei termosifoni. Accade a Cadoneghe, dove la giunta comunale per esempio ha votato di spostare di una settimana l'accensione del riscaldamento nelle scuole. Dobbiamo anche quindi riadattare, anche aggiornare giorno per giorno i riscaldamenti. Abbiamo appena fatto una giunta, abbiamo deciso di ritardare di un'altra settimana l'accensione dei riscaldamenti a partire dalla settimana prossima, quindi uno slittamento di 7 giorni, e anziché tenere il riscaldamento acceso tutta la giornata lo accendiamo un'oretta prima dell'ingresso dei ragazzi a scuola fino indicativamente alle ore 11. Questo permetterà di avere degli ambienti comunque miti e non freddi. Un provvedimento che riguarda tutti gli edifici pubblici. Il risparmio, l'efficientamento, l'attenzione per evitare gli sprechi non sono solo sulle scuole, ma anche gli uffici pubblici, che avranno esattamente gli stessi orari, e anche il centro anziani, quindi tutti uguali. Cerchiamo di stare molto attenti. C'è una circolare che invita tutto il pubblico impiego ad essere accorti, a non aprire esageratamente le finestre, a areare gli ambienti, ma non, insomma, essere parsimoniosi. E la crisi energetica si fa sentire tanto anche per quello che riguarda il comparto degli allevatori e quindi degli allevamenti. La situazione è più difficile nell'Alta Padovana. Il progressivo aumento dei costi di produzione e la pandemia ha provocato negli ultimi 3 anni, dal 2019 al 2022, la chiusura di molti allevamenti in provincia. Soprattutto nell'Alta Padovana hanno chiuso i battenti 150 allevamenti di vacche da latte. Questo dato è emerso da una ricerca sul comparto lattiero-caseario effettuata da CIA Padova, presentata alla vigilia della 428esima Fiera Franca di Cittadella, nota per le esposizioni delle migliori eccellenze agricole e del bestiame. Oggi gli allevamenti padovani certificati sono poco più di 2.500 per complessivi 145.000 capi. Il fatturato annuo a livello provinciale supera gli 80 milioni di euro. Gli effetti del Covid e ora dei rincari dell'energia elettrica però hanno già messo capo centinaia di imprese. Per far fronte alla situazione emergenziale, gli allevamenti padovani e veneti hanno ridotto di quasi il 2% la produzione di latte, nonostante la domanda di mercato sia addirittura aumentata. Le nostre imprese hanno bisogno di liquidità immediata, altrimenti si rischia il tracollo, ha detto il direttore della CIA Maurizio Antonini. Fra le possibili soluzioni prospettate proprio dalla CIA, l'attivazione di prestiti agevolati o di indennizi diretti alle aziende più in difficoltà. E anche il settore della concia sta vivendo un momento molto difficile, i rincari si fanno sentire e le ripercussioni sia sulla produzione che appunto sull'acquisto delle materie prime diventano inevitabili, e così arriva un accorato e sentito, urgente appello al nuovo governo. Tempi difficili per il distretto della Concia, settore nevralgico per l'economia vicentina e non solo.
Queste aziende sono energivore, ma soprattutto i sistemi di depurazione della concia lo sono. Parliamo di 7-8 milioni di euro in più da pagare rispetto al passato, un 20-30% in più di bollette e poi il processo di depurazione, un'ulteriore spesa aggiuntiva, col rischio che ricada sulle concerie e sui costi di produzione. Ci sono poi delle stranezze, come vengono giudicate dalle imprese. L'azienda Acque del Chiampo è sì considerata energivora, ma non è inserita all'interno di quelle aziende, dei codici Ateco di quelle aziende che possono beneficiare del credito d'imposta. Quindi è una beffa oltre appunto al danno che stiamo subendo. Distretto e sindaci chiedono allo Stato di rivedere la posizione e di inserire la depurazione dell'acqua nell'attività della concia. È diventato impossibile ribaltare il maggior costo derivante dall'energia appunto sul cliente finale, perché questo porterebbe totalmente fuori mercato le nostre attività. Un'operazione però questa che non si potrà fare all'infinito, i risparmi delle aziende prima o poi finiranno e la crisi esploderà. Ci siamo resi conto come le nostre aziende siano veramente maggiormente penalizzate rispetto agli altri stati che producono pelle e c'è il rischio appunto che la produzione si sposti in altri stati. L'appello di sindaci e aziende allo Stato dunque è quello di intervenire subito. Nessun comune veneto figura tra i destinatari dei fondi europei per la rigenerazione urbana previsti dal bando del governo rivolto a comuni con meno di 15.000 abitanti. La rabbia, la delusione, la frustrazione dei sindaci nelle parole del presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte. Progetti per la rigenerazione urbana dei comuni sotto i 15.000 abitanti. La pubblicazione della graduatoria del bando fa scoppiare la rabbia dei comuni del Veneto. Nessuno dei comuni della regione, infatti, figura tra gli enti beneficiari con le risorse finite per la maggior parte a comuni del sud. Una graduatoria che grida allo scandalo. Scandalo perché per l'ennesima volta i comuni virtuosi, coloro che hanno dimostrato negli anni di saper bene amministrare le risorse, oggi si trovano penalizzati da una graduatoria che contiene ancora l'indice di vulnerabilità sociale e di fatto tutti i soldi sono finiti al sud. Il bando prevede lo stanziamento di ingenti risorse statali da destinare ai piccoli comuni per progetti di rigenerazione urbana e decoro, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del tessuto sociale e ambientale. Dei molti progetti presentati dai comuni veneti, nessuno è stato finanziato. Conte, da presidente regionale dell'ANCI, si appella ai parlamentari veneti. Abbiamo chiesto uno sforzo ai comuni sotto i 15.000 abitanti di aggregarsi, lo hanno fatto, hanno presentato delle progettazioni di livello e oggi si trovano totalmente esclusi da questa graduatoria. Noi non ne possiamo più di lavorare in queste condizioni. Io credo che o l'Italia cambia marcia e quindi punta alla meritocrazia, quindi quelle che sono le amministrazioni virtuose possono essere un traino per le amministrazioni più in difficoltà, ma se invece continuiamo a penalizzare e ad escludere dai finanziamenti quelli che hanno dimostrato nel tempo di saper bene amministrare, io credo che questo Paese non avrà un gran futuro. Sono le 13, è arrivata l'ora del nostro ultimo break pubblicitario per quello che riguarda questa edizione di Focus TG. Rientriamo tra 2 minuti con tutte le altre notizie, tra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono da poco passate le 13, sono quasi le 13:05, questo vuol dire che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora insieme per vedere tante altre notizie e per essere costantemente aggiornati anche sugli ultimi sviluppi di cronaca. Lo ricordiamo che abbiamo aperto questa edizione con la drammatica notizia dell'omicidio a Conegliano di una pensionata 87enne sgozzata presumibilmente insomma dal figlio 57enne che è stato trasportato in ospedale in stato confusionale. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda. Noi adesso però lasciamo da parte la cronaca, questo era l'occasione per ricordarvi che insomma abbiamo aperta una finestra con i nostri colleghi, con Fabio Mason da Conegliano,
qualora ci fossero sviluppi e aggiornamenti. Noi intanto però andiamo a Vedelago, taglio del nastro per 15 nuovi alloggi per aiutare persone e famiglie in difficoltà economica o senza casa. Taglio del nastro a Vedelago per 15 alloggi dedicati a persone singole o nuclei familiari che si trovano senza casa o in difficoltà economica. Il progetto si è concretizzato grazie all'Unione dei Comuni della Marca Occidentale, Vedelago, Loria, Riese Pio X e Resana, in collaborazione dell'Ater, ai servizi sociali dell'ASL 2 e della cooperativa Una Casa per l'Uomo. Per dare la possibilità alle persone che si trovano in questo stato di disagio poi di tornare a essere inclusi nella società. Per accedervi basta rivolgersi al comune di appartenenza, il quale poi sceglierà tramite una unità di valutazione qual è la destinazione migliore o quella quantomeno disponibile. La struttura in via Toniolo, a disposizione di tutti i comuni, è realizzata senza barriere architettoniche per favorire l'accesso a disabili e anziani. In un momento storico così complesso, dove le emergenze si susseguono, avere una struttura come questa, nella quale oltre all'accoglienza abitativa viene garantito anche un percorso individualizzato di accompagnamento sociale per singoli e nuclei a rischio di marginalità, per un territorio come quello dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale è molto importante. Il progetto abitativo rappresenta oggi una nuova importante opportunità per prevenire la marginalità delle fasce deboli della popolazione, in continuità con l'esperienza di Casa Crico di Fossalunga, già attiva dal 2019. Piccolo aggiornamento sui dati Covid, sono 1040 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il consueto calo domenicale per la minore attività di screening, quindi insomma dati che oramai lo sappiamo vanno considerati in maniera del tutto provvisoria e parziale. Ad ogni modo 1040 nuovi casi positivi, questo è il delta delle ultime 24 ore, il totale dei contagi da inizio pandemia in regione sfiora oramai i 2.400.000 veneti, il bollettino regionale segnala purtroppo altri 3 decessi per un totale da inizio pandemia di 15.643. Diminuisce però il numero degli attualmente positivi che sono 59.129, quindi quasi 600 in meno, 581 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Sono invece in aumento i ricoveri ospedalieri, 1076, più 15 nelle ultime 24 ore. Aumentano anche le terapie intensive, non più 42 ma 43, quindi con un aumento di una unità. Questo per quello che riguarda il Covid in Veneto. Noi adesso parliamo di sicurezza sul lavoro, perché tra gennaio e agosto proprio in Veneto ci sono stati 65 morti sul lavoro. In aumento anche gli infortuni. Allora i sindacati regionali alla manifestazione nazionale di Roma vogliono chiedere più sicurezza. Migliaia di persone, centinaia dal Veneto, hanno manifestato in piazza Santi Apostoli a Roma per dire ancora una volta no alle morti e agli infortuni sul lavoro. La manifestazione indetta da CGIL e CISL-UIL parte da numeri allarmanti che segnano un fenomeno drammaticamente in crescita. Secondo l'INAIL, tra gennaio e agosto in Veneto ci sono stati 65 morti sul lavoro, con un incremento del 3% rispetto al 2021. Gli infortuni sono stati quasi 58.000, mentre l'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati meno di 44.000. A livello nazionale si sono invece registrati ad oggi 600 morti e 400.000 infortuni sul lavoro. La situazione è intollerabile, le regole ci sono ma non riescono ad essere rispettate. La situazione è fuori controllo e noi diciamo basta agli omicidi sul lavoro. È il tempo di investire in salute e sicurezza a partire dalle giovani generazioni, dalle scuole e nelle imprese, vincolando i finanziamenti a questo tipo di investimenti. Durante la settimana si sono svolte manifestazioni, presidi e incontri con i prefetti di tutte le province del Veneto, così come iniziative di vario genere si sono svolte lungo l'intera penisola, fino a culminare nella manifestazione nazionale di Roma. Ed è proprio
sul tema della salute e della sicurezza, che noi per primo chiederemo al governo un confronto immediato e urgente per intervenire con misure straordinarie contro questa piaga. Cambiamo decisamente argomento. Lo stadio calcio di Cassola, lo stadio sportivo, insomma, ha avuto per qualche ora un ospite molto particolare. Si tratta di Auretta, un ibis eremita che ha lasciato il suo stormo durante una migrazione e si è accasato provvisoriamente, insomma, negli impianti appunto cassolesi. Noi siamo andati a vedere questo rarissimo esemplare. Auretta fa parte di un gruppo che è stato rilasciato dai ricercatori del World Rap Team in Friuli Venezia Giulia assieme ad altri giovani esemplari. Mentre gli altri sono arrivati a destinazione nell'area di sfernamento Orbetello, Auretta nel veneziano ha deciso di lasciare il gruppo, poi si è diretta a Castelfranco Veneto e in questo momento è qui a Cassola. Auretta è un giovane esemplare maschio di ibis eremita e ha deciso nel bel mezzo della migrazione di lasciare il suo stormo per dare un'occhiata alle bellezze della pedemontana bassanese. Alla fine si è accasato nel campo sportivo di Cassola, dove i volontari lo tengono d'occhio in attesa del passaggio di un altro stormo di esperti migratori che scenderà nei prossimi giorni da Salisburgo. Gli ibis sono tornati a volare nei cieli d'Europa dopo centinaia di anni e sono oggetto di un programma di protezione europeo. Questo progetto europeo, Raison for Hope Bertonato Ibis, che grazie ai volontari del World Drop Team sono ritornati a volare nei cieli d'Europa dopo 400 anni e gli stiamo dando una nuova seconda possibilità di vita. C'è un appello anche per i curiosi. L'appello che si lancia è che in questo momento abbiamo Auretta, un giovane ibis esemplare che non va assolutamente toccato né disturbato né avvicinato. Conclusi i lavori di ristrutturazione nel cimitero maggiore di Vicenza, vediamo. Finalmente, oserei dire, siamo arrivati alla fine, perché questo era uno stabile che era chiuso ormai da 5 anni. Il cinerario del cimitero maggiore di Vicenza finalmente riapre. Molte le vicissitudini amministrative legate a gare mai arrivate in fondo e tanta burocrazia fino all'arrivo di MCPS, che si è aggiudicata l'ultima gara bandita dal comune. Abbiamo affrontato non poche difficoltà, soprattutto da un punto di vista burocratico, perché ogni minima modifica in un contesto come questo significa richieste che vanno alla sovrintendenza e risposte che arrivano con i tempi della sovrintendenza, però finalmente oggi possiamo dire la parola fine e riaprire il cinerario. La costruzione risale al 1850, le condizioni della copertura erano ormai deteriorate e così tutti gli elementi di legno sono stati sostituiti col metallo e con travi in legno lamellare di abete. Tutti gli interventi hanno ottenuto il via libera della sovrintendenza, poco è visibile dal pubblico perché in gran parte si tratta di interventi nascosti. In realtà è un lavoro che non si percepisce, perché il problema era la struttura portante del tetto del cinerario, che è una struttura lignea che su cui ormai il tempo aveva provocato un deterioramento che non era più accettabile per poter accedere in condizioni di sicurezza, per cui è stato rifatto completamente la struttura portante in legno lamellare e ovviamente di conseguenza è stato rifatto anche tutto il manto di copertura. Il grosso dei lavori non si vedono ma sono importanti. Il costo complessivo dei lavori è stato di circa 100.000 euro. E a proposito di lavori, partiti i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra delle scuole medie di Marostica. Buone notizie riguardano la palestra di Marostica capoluogo, usata sia dai giovani delle medie sia dai vari gruppi sportivi, dopo i disagi provocati la scorsa estate da una perdita d'acqua che ha danneggiato in maniera importante la pavimentazione. Al via i lavori di sistemazione e sostituzione del parquet che l'amministrazione aveva provveduto sin da subito, appena venuta a conoscenza del problema, a tamponare. Siamo intervenuti immediatamente per aspirare l'acqua una volta riscontrato il problema sulla tubatura che perdeva e successivamente per cercare di chiudere il danno al benché meglio, attendendo le ditte specializzate che venissero a risolvere il guasto. Il lavoro comprende appunto l'asportazione del parquet e di tutti gli strati di cuscinetti ai livelli inferiori, con il totale ripristino di questi e di tutta quanta la sede del nuovo parquet. Un intervento per un importo che si aggira sui 100.000 euro. Per i tempi Mozzo invita a portare pazienza.
Non possiamo dare un tempo preciso perché è un'operazione molto delicata e dipende dalle condizioni meteorologiche. La posa del legno su una superficie così ampia è soggetta naturalmente a sbalzi e dilatazioni, per cui la temperatura deve essere il più costante possibile e anche l'umidità. Cercheremo di farlo nei tempi minori possibili, comunque per non creare disagi prima alla scuola e naturalmente alle varie società e le varie associazioni che utilizzano la palestra, in primis il basket. E torniamo a parlare dei fondi di rigenerazione urbana. Abbiamo sentito prima il presidente dell'ANCI, Mario Conte, che raccontava della frustrazione, della rabbia dei sindaci che insomma sono rimasti esclusi, in rappresentanza chiaramente dei loro comuni, da quelli che sono i fondi previsti per appunto dare effettiva realizzazione a queste opere. Dalla Pedemontana alle rive del Piave e del Sile sono davvero tanti i progetti per la rigenerazione urbana approntati dai comuni trevigiani, che sono però stati, come dicevamo prima, come spiegavamo prima, esclusi dai finanziamenti che sono andati tutti ai comuni del sud. E allora riepiloghiamo la situazione nel prossimo servizio. Siamo stati esclusi, ma non solo noi, tutti i comuni del Veneto, e quelli che sono stati finanziati dalle Marche in giù. È furioso il sindaco di Fara di Soligo ed è in buona compagnia. Tutti i comuni del Veneto e del nord Italia sono stati esclusi dal bando per la rigenerazione urbana finanziato dal PNRR per i comuni sotto i 15.000 abitanti. Centinaia in Veneto, decine nella Marca, i progetti che dovevano migliorare la qualità e i servizi ai cittadini e che sono destinati a rimanere nel cassetto. Noi avevamo fatto un progetto insieme con il comune di San Pietro di Feretto e di Refrontolo per un totale di 5 milioni di euro. Abbiamo lavorato mesi assieme per mettere insieme questa progettazione e oggi veniamo di nuovo esclusi. È veramente una presa in giro e uno schiaffo al nord. Rabbia ed amarezza in tutta la provincia, a prescindere dal colore politico dell'amministrazione. San Biagio e Silea avevano presentato un progetto per la mobilità sostenibile. Una pista ciclopedonale che oltrepassa l'autostrada e che collega Olmi con Silea e successivamente con Treviso. Sospira, pensando al progetto escluso, la sindaca di Ponte di Piave. Un vecchio cinema sostanzialmente che poteva addivenire ad un luogo collegato alla collettività. Dall'altra parte invece tutto un tratto di pista che collegava più comuni insieme, sulla quale insomma avremmo messo insieme due territori ben complementari, e quindi sia il fiume Piave che il fiume Livenza. Inaccettabile, sottolineano i sindaci, il criterio dell'indice della vulnerabilità sociale e materiale, che premia i comuni del sud e finisce per creare una discriminazione al contrario. Di graduatoria imbarazzante parla la sindaca di Silea. Io invito seriamente il nuovo governo a una revisione dei criteri e, se questa non fosse possibile, comunque impegnarsi a finanziare tutta la graduatoria. La chat dei sindaci dell'ANCI è bollente. Un bando partito male e finito peggio per il sindaco di Spresiano. Sono arrabbiato proprio per il modus operandi che, nonostante ci facciano credere che qui al nord abbiamo pari dignità, in realtà non è mica così. E quindi sì, io tra l'altro, guarda, ve lo dico proprio chiaro e tondo, noi abbiamo addirittura rinunciato a partecipare. La richiesta unanime al governo è di rivedere i criteri almeno per il 2023. Lo Stato deve fare una ripartizione di quelle che sono le risorse in modo equo, non dimenticarsi completamente del nord. Se noi siamo virtuosi è un bene, non dobbiamo essere penalizzati. E adesso nel prossimo servizio un'originale iniziativa che unisce musica e solidarietà a Vicenza. Mentre al Teatro Olimpico sono in corso i concerti del Vicenza Opera Festival, due quartetti d'archi della Budapest Orchestra, recentemente nominata Orchestra dell'anno, si sono trasferiti prima nella residenza per anziani Ottavio Trento e poi al piano terra del padiglione A dell'ospedale San Bortolo per esibirsi a favore dei pazienti, dei residenti dell'istituto, dei familiari e di tutto il personale dell'ospedale. Eseguiti brani di Schubert, Puccini, Mendelssohn, Haydn e Dvorak.
L'iniziativa di portare la musica anche fra coloro che non possono seguire gli spettacoli del Teatro Olimpico nasce dall'idea della contessa Marzotto e del direttore della Budapest Orchestra, che da parecchi anni organizza anche in Ungheria eventi del genere, ad esempio con le persone affette da autismo, nei parchi di Budapest e nelle chiese e sinagoghe abbandonate. Cercasi pellet. I volontari della Protezione Civile di Treviso hanno distribuito bancali di pellet a famiglie e case di riposo. La gente chiede un po' di tutto, però questa è una delle ultime voci che sentiamo. Chi è preoccupato per l'inverno ci chiede anche il pellet, che l'anno scorso abbiamo avuto dei sequestri che dopo abbiamo distribuito alle varie case di riposo e a chi aveva bisogno. La Protezione Civile di Treviso, oggi impiegata anche nelle grandi emergenze ambientali, si sta adoperando per lenire l'impatto dei rincari sul territorio. Sono decine i bancali di pellet ricevuti dalla Guardia di Finanza che i volontari stanno consegnando alle famiglie, che sono state segnalate dai servizi sociali del Comune di Treviso. Sicuramente quello che ci chiedono oggi è un aiuto, però in questo momento non è che non possiamo darlo, noi possiamo dare noi stessi, ma non è che anche noi abbiamo pellet da dare a chi che sia. Noi siamo e rimaniamo sempre a disposizione degli enti preposti, la Regione, la Provincia, i Comuni, a dare una mano. Quando ci chiamano vediamo di inventarci, perché ultimamente ci siamo anche inventati alcuni mestieri che non sapevamo neanche di essere capaci di poter fare, più che altro. Il numero di volontari in tutta la provincia di Treviso purtroppo è calato. Molti si erano messi a disposizione durante il Covid. Oggi queste persone, studenti e lavoratori, sono tornati alle loro realtà. Da qui l'appello lanciato proprio dagli studi di Antenna 3. Bisogna rimettere il servizio di NAIA, perché il servizio di NAIA forma i volontari, cioè forma le persone, forma i ragazzi. La Protezione Civile è dentro al cuore, non è la divisa che fa la Protezione Civile. Come diceva Riccardo prima, la Protezione Civile è il cittadino che pulisce il suo angolino e ognuno fa il suo. Dal lockdown ad oggi sono stati formati con il corso base 1500 nuovi volontari. Esistono poi corsi avanzati, la prossima settimana inizierà quello per i capisquadra. Grande adesione delle donne alle diverse iniziative organizzate dalla LILT per quello che riguarda la campagna di prevenzione del tumore al seno nell'Ottobre Rosa. Visite con il camper nei comuni, serate informative e convegni. Il mese di ottobre non basta, tante sono le adesioni delle donne alle iniziative della LILT per la campagna Nastro Rosa, nel mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ci sono 55.000 nuovi casi ogni anno in Italia, 5.000 nella nostra regione e quasi 900 in provincia di Treviso. Pensate che il carcinoma della mammella da solo rappresenta un terzo di tutti i tumori che colpiscono la donna e che nella nostra regione addirittura una donna su 7 nella sua vita andrà incontro a un tumore al seno. A Treviso si è illuminata di rosa la Teresona in Piazza Indipendenza, simbolo di quel riflettore che la LILT accende sulla prevenzione del cancro al seno. L'adozione di corretti stili di vita, vuoi una sana alimentazione, un uso molto moderato di alcol, un'attività fisica costante, che sono pilastri che possono aiutare a non ammalare, e adesso ci sono evidenze scientifiche che queste buone pratiche servono anche a ridurre il tasso di recidive nelle donne che si sono ammalate. E poi l'importanza di aderire ai programmi di screening mammografico, perché la diagnostica precoce, che si attua sostanzialmente attraverso la mammografia ma anche la visita e l'ecografia delle donne più giovani, permette di identificare tumori in fase molto molto iniziale che possono guarire nel 90% dei casi. E adesso una bella notizia per il mondo della cultura, dello spettacolo, per tutta l'area di Montebelluna e non solo, perché entro il 2025 Montebelluna avrà un teatro. Il teatro sta all'anima come l'ospedale sta il corpo. Non esiste una città se manca l'uno o l'altro. Ed è così che entro il 2025 Montebelluna avrà un teatro. L'amministrazione comunale infatti seguirà il sentiero già tracciato dall'ex sindaco Marzio Favero, regalando alla città un teatro punto di riferimento culturale per l'intero territorio. Io credo che il nostro obiettivo sia quello di restituire, dopo 50 anni di assenza, un teatro non solo alla città di Montebelluna, ma all'intero comprensorio montebellunese della Pedemontana. Una sfida che vede protagonisti l'amministrazione
Comunale e la Fondazione Teatro Montebelluna. 400 posti a sedere, una struttura all'avanguardia. Tentando di condividere non solo con la Fondazione ma con i cittadini e anche con i comuni con Termini questo grande progetto di riqualificazione del centro che si va ad aggiungere alla pedonalizzazione già avvenuta qualche anno fa. E in attesa dell'inaugurazione già 2 appuntamenti organizzati dalla Fondazione alla Biblioteca Comunale. Il 20 ottobre infatti un incontro con il filosofo Umberto Galimberti e a novembre invece lo scrittore Stefano Massini. L'obiettivo è quello di creare già una rete culturale in vista del nuovo teatro. La comunità costruisce il teatro e il teatro costruisce la comunità. Il nostro lavoro avrà come faro questo messaggio. Quindi cercare di fare comunità attraverso il teatro, cercare di coinvolgere, proprio come nel nostro statuto di fondazione è scritto. Oltre 2000 ragazzini hanno preso parte all'evento sportivo Sulle spalle dei giganti organizzato dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Ebbene, occhi puntati e grande protagonista dell'evento Marcel Jacobs. Siete pronti? Marcel? Fa il suo ingresso come una star allo stadio Colbacchini di Padova, allenatore per un giorno Marcel Jacobs, il campione olimpico oro a Tokyo sui 100 metri, segnando il nuovo record europeo. Una giornata di sport organizzata dal gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, a cui appartiene Jacobs, che ha fatto incontrare grandi campioni e le giovani promesse dell'atletica padovana. Non c'è una vera tecnica per uscire dai blocchi, ovvero ognuno credo che abbia delle qualità, ognuno di voi ha delle ottime qualità e quindi bisogna riuscire a sfruttare le qualità che avete. E così Marcel insegna come partire dai blocchi, poi Massimo Stano, oro a Tokyo nei 20 km di marcia, insegna invece la tecnica del marciatore per muovere il bacino. Oltre 2000 ragazzi, molti di loro proprio nel 2021, guardando le Olimpiadi di Tokyo, si sono avvicinati all'atletica. Dagli spalti hanno applaudito, felici di poter vedere dal vivo i loro beniamini. Il mio messaggio è portare più bambini allo sport in generale. L'atletica è bellissima, ovviamente è il mio sport, ma credo che qualsiasi sport sia fondamentale per una crescita personale che ti permette di entrare nel mondo dei grandi. Io sto cercando di puntare tutto sulla simpatia prima di tutto, perché non ho dei concorrenti davvero tosti da battere, però no, a parte gli scherzi, tanti giovani stanno approcciando alla marcia, stanno capendo cos'è quel movimento che prima poteva apparire un movimento strano. Sognando le imprese dei campioni si consolidano impegno e passione. Sulla pista di atletica si è esibito nelle vesti di allenatore anche Yeman Kripa, campione di mezzo fondo, che ai ragazzi consegna un messaggio importante. Di divertirsi, di fare amicizia, di entrare in campo, provare a fare un po' di sport e per stare lontano, diciamo, da altre distrazioni che possano portare a fare delle cose sbagliate. Sono numerosi i visitatori alla mostra La Voce e il Miracolo, ospitata nello studio teologico della Basilica del Santo, talmente tanti che la comunità dei frati ha deciso di prorogarla fino al 1° novembre. È il frutto di un percorso interiore di meditazione, affetto e conoscenza della figura di Antonio, realizzato da 27 artisti con la comunità dei frati. La mostra La Voce e il Miracolo, ospitata nella sala dello studio teologico della Basilica del Santo, è prorogata, visto il successo dei visitatori, fino al 1° novembre, con apertura anche il lunedì, ideale conclusione del cammino di Antonio 2022. Partito alla fine di giugno da Capo Milazzo con l'esposizione lì di una bellissima croce, Voca me, un'opera d'arte di Maria Grazia Toto che è esposta proprio anche qui in questa mostra. Ecco, poi nel frattempo questo lungo cammino ha attraversato l'Italia, è risalito piano piano incontrando tantissime comunità cristiane e questa mostra in qualche modo è ancora un eco di quella bellissima esperienza di chiesa e di pellegrinaggio. Inaugurata domenica 9 ottobre, giorno del ritorno a Padova dei pellegrini di Antonio 2022, vissuto in diretta su Rete Veneta, la mostra era stata presentata in Basilica nel 2020. Definita questa mostra, queste opere, eccetera, veramente hanno continuato a peregrinare perché hanno fatto sei punti importanti nel 2020 a Milazzo,
a Lauria in Basilicata, a Rimini, poi a Bologna e poi a Gemona in novembre. Quest'anno abbiamo avuto questi 3 punti che sono stati Rieti, Forlì e oggi è ritornata nella casa madre, cioè il santo, si può dire così, come lo diciamo noi padovani. È tutto per questa edizione di Focus TG. Prima di salutarci, per chi insomma si fosse perso l'aggiornamento sui dati Covid, aggiornamento chiaramente da prendere con le pinze, perché riguarda il consueto calo domenicale dell'attività di screening, 1040 i nuovi positivi, 3 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, sono diminuiti gli attualmente positivi che sono 59.129, aumentano però i ricoveri ospedalieri, 1076 in area medica più 15 e aumentano anche le terapie intensive, 43 più 1 rispetto alle ultime 24 ore. Per tutti gli altri aggiornamenti vi do appuntamento alle edizioni serali dedicate all'informazione su Rete Veneta. Io ringrazio la regia di Renzo Rigon, ringrazio voi e vi do appuntamento a domani.